Mister si riprende dopo la sosta, come avete utilizzato queste 2 settimane? Intanto per rifiatare un po' e lavorando sempre sodo, recuperando qualche giocatore che aveva qualche acciacco, quindi abbiamo lavorato bene e speriamo di ripartire meglio. Il Campodarsego aveva chiuso con una bella vittoria in casa, come state? Sì, stiamo bene, abbiamo fatto una vittoria importante che ci ha avvicinato ancora di più al primo obiettivo che abbiamo e quindi abbiamo altre partite, sarà una settimana tosta e cerchiamo di lavorare partita dopo partita, quindi abbiamo lavorato solamente con la testa per Cartigliano e vediamo di cercare di aumentare sempre il gap con questi ragazzi. Si va a Cartigliano, che avversario e che partita ti aspetti? Una partita difficile, come lo sono tutte quanti, tutti cercano i punti, giustamente, il giorno di ritorno è sempre tutto un altro campionato e siamo contenti di quello che stiamo facendo perché abbiamo tanti obiettivi che sono la salvezza, fare esordire i giocatori, raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio dell'anno maggiore e mi aspetto quindi una partita molto tosta, ma soprattutto anche per noi stessi perché non siamo capaci di andare sui campi a difenderci, a star lì, a giocare per il punticino, abbiamo un'altra mentalità e quando vogliamo alzare l'asticella i nostri ragazzi, essendo comunque qualche giocatore meno esperto, un po' gli si forza la mano, quindi siamo contenti anche di vedere gli esiti della partita di domani. Cosa ti aspetti di vedere dalla squadra invece? Miglioramenti sempre e soprattutto la fame di arrivare prima possibile agli obiettivi. Sanno che lavorano tutta la settimana, li vedo concentrati da quel punto di vista, mentalmente hanno alzato l'asticella e di questo ne siamo contenti. Si entra nel rush finale della stagione, quali aspetti fanno la differenza arrivati a questo punto? Gli episodi, l'aspetto mentale, la fame, la voglia di arrivare. Purtroppo in questo campionato, quando ci sono delle squadre che arrivano a 4-5 giornate dalla fine e non hanno più nulla da dire, si fa fatica alcune volte anche ad allenarli. Non deve essere così per noi, siamo giovani, voglio continuamente motivazioni, voglio continuamente che ogni obiettivo loro, ogni sogno loro diventa un sogno poi collettivo e quindi cerchiamo di fare un rush finale che deve essere molto importante per tutti noi, per il Campodarsego e per il futuro loro.